Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Un attimo che leviamo l'eco. Ok. Allora, l'audio dovrebbe arrivare correttamente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è 31 gennaio 2023, sono le 10:31 e vedremo oggi un'altra live di Reni Retro. Parleremo quindi di retro computing, retro gaming e quant'altro. Allora, qui sul mio tavolo, un attimino, allora che qui facciamo una cosa, facciamo una cosa. Allora, un secondo solo, tutto live, tutto reale, niente di preparato. Allora, chiudiamo tutte le finestre, vi invito, c'è il link in descrizione a seguirmi anche su Waveful, dove io ogni giorno posto un sacco di roba, ma proprio tanti post faccio. E seguitemi anche su Twitch, che adesso sto andando a vedere se c'è qualcuno connesso, ma la mattina su Twitch è molto complicato che ci sia qualcuno, e infatti momentaneamente non c'è nessuno. Poi magari qualcuno arriverà, lasciamo la chat di Twitch aperta qui, così posso vederla. E niente, praticamente oggi dobbiamo andare a sfogliare insieme il numero, diciamo, natalizio, il numero di dicembre del 2022 di una rivista molto famosa che è arrivata già al settimo numero, quindi tanti complimenti a tutte le persone che fanno parte della redazione di questa rivista, perché sono arrivati veramente al numero 7 e al giorno d'oggi trovare materiale, trovare, diciamo, lettori per un argomento, diciamo così, non difficile, perché non è difficile, ma che diciamo non è facile distribuire, è da applauso. Quindi veramente. Allora, facciamo come faccio sempre io, un riassunto, un'introduzione, riassunto introduttivo, come volete. Allora, innanzitutto voglio far vedere uno zap che non c'ha niente a che fare con quelli che stanno uscendo adesso. Questo era uno zap che è uscito nel 2002, vedete c'è scritto numero 52, io me lo stampai tutto a colori, c'è anche un'altra copia tutta bella rilegata, all'epoca c'avevo la stampante laser e quindi potevo stampare con una qualità, guardate, vi faccio vedere, l'altra, vedete quante copertine che ho stampato, tanto c'avevo la stampante laser, praticamente era gratis, vedete il sommario com'era? Ok, e guardate qui dietro cosa c'è, un ricordo. Allora, poi io ho in mente di fare una live dedicata a Insieme era un periodico, questo è addirittura il numero 429, che usciva nelle sedi Ericsson in formato cartaceo e sulla intranet aziendale in formato elettronico. Ok, già all'epoca, quando la intranet era tei.ericsson.se, e infatti qui vedete tei.ericsson.se/insieme e c'era la pagina dedicata ad Insieme dentro alla intranet che era tei.ericsson.se, che non esiste più. Tei stava per Telecomunicazioni Ericsson Italia.ericsson.se, perché Ericsson è svedese, come sappiamo. Ok, però questo non c'è niente a che vedere con oggi. Questo è il T28, un telefonino che ha fatto la storia, però questo l'ho conservato soltanto insieme a Zap. Andiamo avanti, perché questo non c'entra niente. Sempre, ovviamente, il filo comune è sempre questo logo Zap, una rivista che ha fatto la storia a cavallo degli anni 80 e 90. Vedete? Questo è della Mitco Madrigal, quindi Luca Antignano. Scusate, sono un po' raffreddato. E questo io l'ho acquistato perché è un annuario di Zap Raine, non so come si legge, ed è l'annuario 2022, molto bello, e l'abbiamo già sfogliato. Troverete appunto il video di questo libro sul mio canale YouTube, andatelo a cercare. E adesso siamo arrivati a fare, diciamo, il riassunto
dei numeri precedenti. Più che riassunto, vediamo proprio le copertine dei numeri precedenti di Zap. Eccolo qui Zap, guardate che belle copertine. Noi rifacciamo velocemente. Questo è il numero 186, vedete? Tra l'altro ecco, diretto successore di Zap, ok? C'è sempre la zapposta qui, ok? E questa è la quarta di copertina. Noi andiamo molto veloci perché dobbiamo poi vedere il numero nuovo, ok? Ho lavorato per Ericsson tanti anni, Manuel, benvenuto. Sì, ho lavorato per Ericsson tanti anni, sono stato lì diciamo dal 96 fino al 2008, quindi questo è il numero 287. Numero 287. Le copertine sono molto importanti, come ho già detto anche per altre riviste che trattano altri argomenti, perché per vendere una qualsiasi rivista, la copertina è molto importante. Sì, comunque ho lavorato per Ericsson, mi conoscevano tutti dentro all'Ericsson, quindi fino però all'anno 2008 purtroppo. Poi sono stato un anno in Telecom Italia e poi niente, poi mi sono messo da solo con Morena Computer. Questo è il numero 489, vedete Sonic the Hedgehog. Perché Sonic? Perché era uscito per 64 con la Reu. Festeggiamo i 30 anni di Sonic con la sconvolgente versione per C64. Questo gioco ha fatto sì che la richiesta per la Reu del Commodore 64 ritornasse in vigore. La Reu, ricordiamo, è la 1764 come modello, RAM Expansion Unit, significa Reu, ed era l'espansione di memoria su cartuccia per Commodore 64. Ricordo che non espandeva proprio la RAM, quindi 38.911 bytes prima, ma veniva più usata come se fosse un RAM disk, ok? Questo è il numero 590, non me li ricordo a memoria, li vado a leggere. Vedete quanto sono belle le copertine? Perché la copertina, come vi ho detto, serve per vendere la rivista. Più è bella la copertina, più possibilità ci sono di poter vendere la rivista. Poi lasciamo stare che internamente queste riviste sono fatte innanzitutto col cuore e poi sono fatte benissimo e ricordano benissimo le riviste originali degli anni, come abbiamo detto, 80-90. Ok, siamo arrivati al 691, sempre belle pesanti queste riviste, quindi tante pagine. Eye of the Beholder, vedete, questo pure lo abbiamo già sfogliato insieme. Cercate sul mio canale perché io queste le sfoglio sempre insieme a voi, più o meno quando mi arrivano. Teenage Mutant Ninja Hero Turtles. No, io ho visto un'altra cosa su questo numero. Ah, ecco, sì, infatti. Vedete, qui abbiamo parlato del Commodore 65, una perla rara nel mondo Commodore. E adesso siamo arrivati al momento di aprire questa busta. Mi è arrivata leggermente strappata qui, ma non fa niente. Noi dobbiamo andare ad aprire questa busta che mi arriva sempre dalla Irons di Vigevano, ok? Non piegare, qui c'è scritto ovviamente Irons Vigevano, non piegare, ok? Allora io me la vado ad aprire tranquillamente da qui. Allora, vedete? Allora, come mi aspettavo sono due riviste. Allora, guardate, ok, allora, prima rivista, speciale Natale con Babbo Natale in prima pagina, e seconda rivista. Non sono una attaccata all'altra, ma sono separate. Allora, Natale 2022 e numero 792.
Allora, il numero 792 è questo e ci arriveremo dopo quell'altro. Guardate anche questa che bellissima copertina che ha. Ok? Lasciamo stare un attimo da parte questa. Allora, gli amici gratuitamente, quindi vedete, agli abbonati soprattutto, hanno dedicato questo numero stampato cartaceo euro 0. Vedete, Natale 2022 euro 0, completamente in omaggio agli abbonati. Io adesso appena a maggio mi pare che mi scade l'abbonamento, sicuramente lo rinnovo con loro. Si sono dimostrati molto affidabili, hanno rispettato quelle che erano le previsioni di stampa di questi numeri per l'anno passato. Ovviamente non si sa mai se riusciranno a rispettare, io me lo auguro perché il lavoro che fanno è enorme. Queste riviste non solo sono diciamo qualitativamente ottime, ma anche la stampa, ok? Quindi buone non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista della stampa, dell'impaginazione, ok? Allora andiamo a vedere, qua c'è un sommario, Burger Ninja per C64, Night Trap, vabbè, c'è tutto il sommario, ve lo faccio, non so se poi la telecamera rende, non rende, ci sono anche rubriche speciali. Questo è un numero speciale di meno pagine rispetto a quell'altro, sono 32 pagine circa, sono 32 pagine, però è un numero, vedete, è un numero normale di Zap. C'è l'editoriale ovviamente, non può mancare l'editoriale di Paolo Besser, ok? Io lo sto sfogliando insieme a voi perché l'abbiamo aperto insieme, quindi stavo vedendo, qui c'è le istruzioni di come diventare socio dell'Irons e come tesserarsi, ok? Qui, come sui numeri di Zap, ci sono un po' di novità, gaming news, un po' di novità, Hyperdrive su Amstrad, oh, Trojan su Amiga, troppo bello. A me, allora, Trojan era un gioco che aveva anche il bar di Mario vicino alla scuola media dove andavo e io ogni volta che uscivo da scuola almeno 1000 lire, quindi 5 partite a Trojan ce le spendevo, ce le facevo, costavano 200 lire a partita, ogni partita 3 vite e quindi si giocava a Trojan. Poi questo Trojan però non uscì mai su Amiga e adesso pare che sia, ovviamente poi uscì però per il MAME, quindi quando ci fu il MAME. Un altro gioco che io giocai tanto era Messico 86, che erano i ragazzini che giocavano a calcio diciamo, e non erano manco 11 contro 11, era carino quel gioco di calcio Messico 86. Allora, addirittura quando si faceva gol e mi ricordo che il portiere si metteva per terra e batteva i pugni per terra, vabbè. Comunque Trojan su Amiga mi interessa parecchio perché era una conversione che aspettavo da sempre, aspettavo diciamo con ansia. Ok, andiamo avanti. Atari Abut 2022. Allora, la famiglia di un computer Atari a 8 bit, anche non è grande, vabbè, qui c'è tutto un articolo. Arcanoid, che bello, c'è niente da fare. Allora, Quasimodos Christmas Caper. Vedete, tutti questi fumetti così e la stilizzazione viene proprio da Zap originale e dalle riviste di un tempo che erano tutte quante fatte così. A me piacciono troppo i colori anche se mettono degli sfondi scuri, però poi riescono a rendere il contrasto per non perdere la leggibilità dell'articolo. Guarda, sono veramente, guardate, minchi.
per Amiga 500 megabyte. È incredibile che riusciamo a fare ancora i giochi per Amiga 500. Queste sono le votazioni. Globale 89%. Vedete? Le votazioni divise per presentazione, grafica, sonoro, appetibilità, longevità e globale, che ingloba tutti i voti. I nuovi racconti di Mago Merlino. Lo sfogliamo insieme, io poi me lo leggerò tranquillamente come ho fatto con gli altri. Oh, Wonder Boy, gioco caldo per Amiga 500 con 2 mega, 14 MHz, quindi c'è bisogno dell'acceleratrice. Addirittura 91%. E se hanno fatto Wonder Boy 1, faranno anche Super Wonder Boy in Monsters Land. E queste sono le votazioni, Presentazione 70%, grafica 92%, sonoro 80%. Strano perché, vabbè, il sonoro. Appetibilità, eppure Amiga c'ha un sonoro spettacolare, Appetibilità 94%, longevità 90%, globale 91%. Un'ottima conversione di un titolo che fece la storia e che è sempre bello da riscoprire. Amiga, gioco caldo, Wonder Boy. Wonder Boy, ragazzi, Wonder Boy. Addirittura qui ci sono conversioni per Amiga e per Amstrad addirittura. Io Amstrad mi ricordo anche il videoregistratore Double Decker che io utilizzavo anche per fare i video backup con Amiga. Praticamente passavo i dischetti su videocassetta uno dopo l'altro in sequenza, per fare un backup. Se si rovinava il dischetto io potevo recuperare il suo contenuto direttamente dalla videocassetta. Turbo Santa DX22, Bruce Lee Return Fury, Rival Raid Reloaded, test per Amiga, qui Amiga Atari. Oh, C64 The Burger Ninja, C64 e Amiga, vedete? E poi di qua c'è un test Dear There per Amstrad, Oh, C64 Spectrum, l'accoppiata vincente delle cassette da edicola, Special Program, Special Play Games. E di qua invece c'è un test che è Settle the World per Amiga, ha avuto 80%. Qui sotto c'è anche Frantic Pengo. (72) ha avuto globale. C64 MSX, uno è Slug vs Letuc. Io poi non li so bene leggere. E poi c'è Paco Time Attack. Questo dovrebbe essere per MSX. 79, 78 anzi, 78, scusate. Stiamo sfogliando insieme questa che è una rivista, come vedete, Tournament Arkanoid ZX, Dig Dug. Questi sono sia Arkanoid che Dig Dug, due titoli storici, due titoli indimenticabili. Dig Dug era, diciamo, quell'omino che andando sottoterra poi doveva far scoppiare gonfiandoli i nemici. Gli lanciava un tubo, li gonfiava e quelli scoppiavano. Dig Dug. Ed era per C64. Globale 76%. Invece Tournament Arkanoid ZX 68%. Oh, Teeny Football Revival. Non poteva mancare un gioco di calcio, un soccer. Un gioco di calcio
aspettando Godot Engine 4.0. Questo è per PC. Oh, poi non può mancare la rubrica Zapposta. Qui altra pubblicità ovviamente a loro stessi, alla Irons, casa editrice di questi diciamo di queste riviste. E poi in quarta di copertina. Questo quindi era il numero, diciamo, speciale gratuito di Zap. Lo trovate anche in formato digitale, in PDF. Mi sembra che ci sia ancora scaricabile gratuitamente. Noi abbonati abbiamo avuto la fortuna di avere la stampa cartacea della stessa identica qualità di questo, che è Zap, poi il numero originale che esce periodicamente. Ok, quindi questo numero è un numero speciale stampato dedicato agli abbonati praticamente, e quindi è una chicca che in pochi hanno, perché chi non era abbonato, chi compra le singole riviste, magari lo poteva richiedere perché per un certo periodo, un breve periodo di tempo, le copie in più che avevano di questo le hanno mandate insieme a chi comprava questo, ma per un breve periodo di tempo, ok? Fino a che quelle copie lì non sono terminate. E adesso dobbiamo andare a vedere il numero 792 dicembre 2022 di Zap, ok? Che a me è arrivato ovviamente a metà gennaio. Purtroppo le poste sono quelle che sono, diciamo c'è tutta un lavoro dietro anche la spedizione di queste riviste ai singoli abbonati. Ok, allora guardiamo bene la copertina, quello che dice, quello che non dice, levo le dita, perché come ho detto di una rivista la copertina è, diciamo, una cosa molto molto importante, perché se è bella la copertina abbiamo un'altissima percentuale di possibilità di vendere la rivista. Ok, allora stavo vedendo bene questa copertina. Però dice gennaio 2023, quindi diciamo che l'hanno lavorato, l'hanno tutto impaginato e fatto a dicembre 2022, però l'uscita ufficiale c'è scritto che è gennaio 2023, quindi niente da dire. Qui nelle scritte, queste qui, c'è scritto gennaio 2023, ok? Quindi questo numero, che è il 792, è di gennaio 2023. Come al solito qui in seconda di copertina c'è l'editoriale e il sommario bello pieno, bello corposo, sono sempre tantissime pagine questa rivista, 67 pagine di novità per C64, Amiga, MSX, Plus 4, Super NES, Amstrad, Commodore VIC-20, PC Engine, Atari, Spectrum Intellivision e niente poco di meno anche per PC e Mac, anche se in parte pochissimo, cioè una piccolissima parte, di solito la parte finale della rivista è dedicata, diciamo, al PC e al Mac, perché questa rivista, come ovviamente era nata, è dedicata principalmente ad Amiga, Commodore 64, Plus 4, magari in piccola parte all'Intellivision, all'Amstrad, all'MSX, alle altre, diciamo, console e computer che tentavano in qualche modo di fare concorrenza a quello che era il monopolio di Commodore con il Commodore 64 e Commodore Amiga con l'Amiga, con i suoi bellissimi giochi, li ricordiamo tutti quanti, che diciamo primeggiava sul mercato. Poi sappiamo tutti, col fallimento di Commodore, anche poco prima, con la nascita di tanti altri sistemi di gioco dedicati anche magari solamente al gioco, quindi all'attività videoludica, mentre Amiga e Commodore 64 erano due computer non solo dedicati al gioco, che potevano essere utilizzati anche per lo studio e per il lavoro, non ce lo scordiamo. Quindi diciamo che questa rivista tratta in maniera principale quei tipi di macchine piuttosto che PC, Mac e sta roba qui. Ok? Mi sono il conte Giacula.
c'è scritto qui sotto, non sono impazzito. Mi sono il conte Giacula. Oh, impariamo l'assembler con Dino Run. Il calcio da un altro punto di vista. Allora, guardiamo. Queste sono tutte le news, news. Guardate che belle, veramente, veramente. Tartaruga Ninja dalle sale dell'SMS. Allora, Sega Master System. Speciale Amiga Day. Oh, la Reu del Commodore 64. Io c'è un vagone di ste Reu. Ma che ci devo fare con sti cosi? La Reu sarebbe questa cosa qui. Tra l'altro richiedeva anche l'alimentatore esterno per funzionare, anche se devo dire la verità, a me mi funzionava anche con l'alimentatore suo originale del Commodore 64, però devo dire che sforzava, quindi io poi mi costruì un alimentatore del Commodore 64 partendo da un alimentatore di un PC 286. Allora, che cosa bisogna dire su questo? Allora, all'epoca i PC 286 avevano l'interruttorone laterale che andava a dare alimentazione a tutto l'ambaradam, no? Compreso pure il monitor. Questi alimentatori, che il monitor andava in cascata, non mi veniva il termine, in cascata al PC, cioè la presa arrivava dal muro, andava all'alimentatore, sull'alimentatore c'era un'altra presa che andava al monitor, così quando uno tirava sull'interruttorone di questi 286 si accendeva sia il monitor che il computer, ok? Ok. Non essendo quindi di tipo ATX, quindi con un interruttore normale, poteva essere utilizzato per alimentare anche Amiga, C64, Drive, eccetera. Io quindi, siccome all'epoca feci un corso presso una società privata di informatica, e lì stavano cambiando tutti i 286 con i 486 e con i... no, non c'erano i primi Pentium, solo con i 486, 386 e 486, i 286 li dovevano tutti buttare. Io stavano dentro una stanza, diciamo, accatastati tutti questi computer, e gli chiesi se mi potevo prendere gli alimentatori che all'epoca mi servivano, perché stavo continuando ad aggiungere anche in BBS lettori CD-ROM, e quindi aggiungendo lettori CD-ROM io mettevo poi quelli che andavano internamente, li mettevo esternamente, e quindi c'erano tutti sto Molex, quindi e io avevo bisogno a continuazione di questi alimentatori, ok? E quindi mandai là e me li smontai tutti quanti, ce l'ho ancora, se sono un bel po' arrugginiti, però c'ho uno scatolone pieno di alimentatori modificati dei 286 per alimentare Commodore 64 Drive, per alimentare l'Amiga 500, per alimentare, addirittura a me mi alimentava sia l'Amiga 500 mia, che era un po' modificata come sapete, e c'aveva la GVP A530 Turbo, che aveva un alimentatore suo, quindi alimentava sia l'Amiga 500 che il GVP A530 Turbo. Poi ce n'avevo un altro modificato che andava ad alimentare il Commodore 64 e i 3 drive che c'avevo, quindi c'aveva il filo che andava al Commodore 64, la presa quadrata, e poi le prese tonde che andavano, no, non erano le prese tonde, perché io c'avevo i 1541 c'avevano i fili suoi. No, mi sono ricordato, io avevo fatto, sì, il 1541 c'avevano i cavi suoi, però io quando accendevo quell'alimentatore partivano le 220 che andavano ai 3 drive 1541 e poi il cavo, quello là con i 5 volts e i 9 volts al Commodore 64, un macello veramente. Sì, c'ho tutto, sì, purtroppo, e lo dico col cuore a pezzi, purtroppo c'ho tutto, l'hardware in questione c'ho tutto. Guardate, io qua prendo a caso, guardate che ho preso. Questa che cos'è secondo voi? Questa è una 1940, la scheda CPU dell'Amiga 4000 e dell'Amiga 2000 pure, e questa è una 0040. Guardate, computer 1992, Commodore A3640, va bene pure per l'Amiga 3000. Questa è la A3640, compreso di tutti i quarzi, tutto c'è il quarzo qua messo così della Sanni,
perché se prendo quest'altra, questa è perché io gli Amiga 4000 ce l'ho tutti con lo 060, opla. Questa è l'Amiga 4000 030 con l'882 l'FPU. C'ho tutto sta roba, io non è che c'ho tutti gli hard disk da 2 pollici e mezzo, c'ho tutti gli hard disk scasi che stavano dentro agli Amiga. C'ho un fagotto di roba qui che non finisce mai. Sì, c'ho tutto, c'ho tutto. Devo dire la verità, l'hardware ce l'ho tutto. E c'ho pure tutte le riviste, C'ho un sacco di Game Machine, c'ho un sacco di Console Mania, c'ho un sacco di Zap, c'ho un sacco di tutto. E questa è la passione per il retro computing. Non parliamo di quella per l'audio, quindi i 6000 vinili che ho e che continuo a collezionare. Poi vedrò bene che cosa contiene questa busta, Guardate, la busta leggera, piena, sembra di tutti i fogliettini. Ok? Quello è un archivio. Vedete io come archivio adesso, prima archiviavo col Commodore 64 in digitale, adesso archivio così. è per scherzare, ovviamente. Poi senza contare le collezioni di queste, cassette audio, cassette pure del Commodore 64, quelle però erano di mia moglie, di vari special play games, special programs, i Magnifici 5, Magnifici 7, eccetera, eccetera. Tutti i dischetti questi, Commodore 64, tutti questi dischetti, pieno. C'ho un mare ovviamente di floppy, di lettori 1541, 1571, c'ho due 1581, il drive da 3 pollici del Commodore 64, c'ho 2 CD TV, ma c'ho un sacco di roba. Mi pare, sì, c'ho anche 2 Amiga CD32 che voleva, tra virgolette, fare concorrenza alla PlayStation, ma usando i CD, c'ho pure un sacco di giochi, c'ho un porta CD pieno di giochi e di anche, diciamo, dimostrativi. C'ho Firenze per Amiga CD-TV e Amiga CD32 su CD, viaggio a Firenze, c'ho diverse cosette anche abbastanza introvabili, quindi è quello che è il mio sogno, solo che stanno accatastati dentro ai box pieni fino all'orlo che non mi si apre più neanche la porta dei box. Quindi rimettere in funzione tutto si potrebbe, ma è tutta roba ferma, come dico sempre, dal 98, Manuel. Purtroppo è tutta roba che le batterie tampone, che si dice che rilasciano acido, avranno fatto un macello. Io 3 Amiga 4000 060, ma di che stiamo a parlare? Di cui uno è Big Tower, è alto così, è un metro di tower, dentro tutti i Plextor, i lettori Plextor, masterizzatori Plextor, perché con quello ci masterizzavo, tra virgolette, con quell'Amiga 4000, con Make CD, non si dovrebbe dire, ma tanto è andato in prescrizione, che è il 2023, sì, vabbè, è andato in prescrizione. I giochi della PS1 sui verbatim, Make CD e Amiga 4000, cioè, ma che vuol dire a fare con l'Ultra Plex 40 Max e il Plex Writer 4.8 là? Mamma mia, che spettacolo, ma che ne sapete? Cioè, vabbè, lasciamo stare, ma queste sono cose che chi mi segue le sa, mi conosce, sa che sono un macello, sa che purtroppo dovrei fare un museo. Io, se riesco a trovare un qualcosa di soldi o un qualche posto gratuito dove poter poi andare a mettere tutto il mio materiale, io mi ci dedico a sistemarlo, a renderlo funzionante e ad esporlo. Tra l'altro io vorrei fare un mio museo dove ci vorrei mettere pure tutta la roba di Lego, come vedete qua dietro, dove ci vorrei mettere tutti i fumetti, dove ci vorrei mettere tutte le videocassette, i videoregistratori, dove ci vorrei mettere tutti i vinili, ci vorrei mettere tutte quelle che sono le mie passioni, ok? Quindi tutte le riviste pure, che c'ho un sacco di riviste. Vabbè, detto questo, grazie Emanuele per le domande, mi fa piacere che partecipate. A tutto MSX Dev. Quindi dopo aver parlato del Passione Amiga Day, tenuto dagli amici di Passione Amiga, a cui io anche ero abbonato, poi purtroppo per problemi con le poste italiane che non mi consegnavano mai questo numero di Passione Amiga, adesso lo compro tranquillamente appena esce su Amazon e mi arriva praticamente neanche 24 ore, diciamo, faccio l'ordine, il giorno dopo mi arriva.
E quindi io li saluto tutti gli amici di Passione Amiga, e loro hanno organizzato il Passione Amiga Day l'anno scorso, quasi a ridosso, a un mese di distanza dal Commodore Day che venne fatto all'interno del Vigamus qui a Roma, il Video Games Museum, ok? Dove io ho partecipato ovviamente. Allora, andiamo avanti a sfogliare questa rivista. MSX Dev 2022. Lilith Saga, The Stones of Evergreen. E vedete che qui queste riviste, noi tra l'altro medaglia d'oro qua, oh grande, medaglia d'oro era data soltanto ai giochi che veramente meritavano. E questo voglio vedere per MSX2 Euro 00, quindi sono pure gratuiti sti giochi, vengono fatti da appassionati e per passione, ok? E volevo vedere, gli hanno dato 97, vedete? 97, tutti sopra il 90 i voti da presentazione, grafica, sonora, affidabilità e longevità, tutti quanti sopra al 90, ok? Poi che qua hanno recensito Robo Rumble, vi faccio vedere un po' più da lontano, e ha preso 84%. Andiamo avanti. Shadow of the Pig, sotto Watchmen, poi c'è Dice at the Tournament, che poi Dice sono i dati, addirittura questo ha preso 84%, la presentazione 95%, questo era per MSX, Andiamo avanti. Oh, Commodore 64 è uscito Shallow Domains. Vediamo quanto ha preso. 80. 80. Ok. Oh, per Amiga è uscito Devil's Temple. Devil's Temple, guardate, a me mi piacciono troppo queste scritte con dei font che molte volte venivano fatti su misura per quel gioco, su misura per quella intro, e quindi il font non ce l'avevi se non te lo finivi di disegnare da te, cioè prendevi l'idea dalle lettere che c'avevi e ti potevi, c'erano un sacco di font maker su Amiga, e ti facevi il tuo bel font poi da utilizzare con qualsiasi programma sia di scrittura e sia di grafica come Deluxe Paint o come WordWord, ok? Quindi diciamo magari il font, questo qua, si trovavano queste lettere, però poi il resto delle lettere andavano create, ma all'epoca non c'era internet, non era così facile andare a trovare tutto, quindi dobbiamo pure proiettarci in quell'epoca, nell'epoca in cui non bastava andare su Google, digitare qualcosa e ti trovava tutto, assolutamente non era così. Che poi la vera rivoluzione effettivamente è stato il motore di ricerca Google, che cercava ovunque nel mondo, quindi diciamo ancora, ovviamente si sa perché poi ha vinto, funziona
Prova, prova. Ok. Allora, l'audio è tornato. Grazie mille che mi avete informato dell'audio che era andato via. Purtroppo ho la webcam che mi dà questo problema. Dopo un tot, prende e me se ne va l'audio. Ok? Io ho qui l'indicatore, però se sto guardando qua, non guardo lì. Quindi penso che si sia perso circa un minuto di audio. Me lo confermate? Circa un minuto di audio, sì. Stavamo parlando di questo gioco, di questo font fatto benissimo. Guardate come è fatto bene questo font. Dicevo che la grafica era molto molto importante all'epoca, perché non era come oggi che sono molto realistici i giochi, che quindi sì, adesso si va a seguire sempre più la realtà, schede video sempre più veloci, processori sempre più veloci, RAM, soprattutto video, in quantità sempre maggiore e sempre più veloce, per riuscire a fare il rendering in tempo reale 3D di tutta una serie di parametri. Prima non era così. Prima bisognava dare anche alla presentazione, a tutti gli sfondi, diciamo quelli che io chiamo gli sprite, cioè non sono personaggi, perché certe volte sono astronavette, certe volte sono navi, cioè a seconda del gioco che uno sta facendo, però gli sprite erano molto importanti, le esplosioni, diciamo era tutto un insieme, come si muovevano questi sprite sullo schermo, era tutto molto molto importante, e quindi ci si perdeva e ci si perde ancora molto tempo per fare queste cose. Ok, gioco caldo. Questo è per Spectrum, immagino 48K. Lo nomino spesso sto Spectrum 48K, dato che ho acquistato anche i special program da edicola 8 bit. Ok? Mamma mia. Microprose Soccer. Guardate, io ve la consiglio questa rivista, perché vale la pena, vale la pena. Guardate quanti contenuti, guardate quanti contenuti. Siamo arrivati forse a metà, sì. Moody Racers. Vedete, recensito molto bene, ha preso 81. Quindi questo è per C64, vado a pensare che sia per ZX Spectrum Euro 2. Terrestrial C64 82%. Un attimo solo, devo rispondere. Un secondo solo, un secondo solo. Levo l'audio, Rieccoci qui, scusate, ma era una telefonata importante. Allora, opla, fatemi rimettere qui Twitch e andiamo avanti. Eravamo arrivati a Terrestrial.
Ok. Aquabis, vado un po' più veloce perché la live è durata già abbastanza, sono 49 minuti. Aquabis ha preso 87%, 87% globale, vedete? Per Amiga. Quindi escono ancora giochi per Amiga, attenzione. E questi giochi li possiamo giocare anche con gli emulatori, con WinUAE, anche se giocarli su un'Amiga reale è tutta altra storia. Ok? Allora, i nuovi racconti di Mago Merlino, non può mancare questa rubrica. Ok? Vedete anche questo disegno quanto è fatto bene. I nuovi racconti di Mago Merlino. Ok. The Curse of Ravenstein per C64. Questo ha preso 90%. Gioco caldo. Atari 7008 1942. Questo ha preso 88%. Poi Captain Ishtar 69% per C64. Captain Ishtar. Andiamo avanti. Don Quixote per Spectrum 72%. Andiamo avanti, per VIC-20 abbiamo Hero, gioco caldo 90% per VIC-20. Ricordiamo che il VIC-20 3K dei RAM disponibili c'aveva, vabbè. Purtroppo non si poteva fare i miracoli. Io mi ricordo che su VIC-20 il gioco che mi piaceva di più era Gorf. C'ho ancora il VIC-20 con la cartuccia. Mi piaceva anche di più di Seawolf. Seawolf era il gioco di sottomarini che si giocava con i pedals, ok? Mentre Gorf si giocava col joystick. Era un gioco che all'inizio era come Invaders, il primo quadro, e quindi bisognava distruggere tutti questi extraterrestri che si abbastavano piano piano sullo schermo. Il secondo livello c'erano i robot che si scomponevano e che lanciavano dei laser e bisognava distruggere tutte le varie parti dei robot. C'era un quadro poi che era tutto 3D, sembrava Girus quasi, no? Con tutte queste strisce e diciamo questi meteoriti, chiamiamoli così, che giravano e ti venivano addosso, bisognava distruggere i meteoriti. E l'ultimo quadro era quello, diciamo, più bello, con l'astronavetta protetta da una barriera che bisognava colpire esattamente al centro per farla esplodere, e sta astronavetta andava avanti e indietro. Grafiche, colori e audio molto molto buoni anche su Commodore VIC-20. Poi l'ho presi anche su Commodore 64 che era un pochino meglio. Comunque Gorf con la R, un bellissimo gioco per VIC-20. Qui hanno ripreso Raid Over Moscow, grandioso successo sul C64, su Plus 4, serie 85% come globale, volevo dire. No, globale. Vedete? Raid Over Moscow per Plus 4. Mamma mia, che spettacolo! Dino Force, il test di Dino Force. PC Engine 72%. Vedete, poi vengono sempre messi. Questa invece non ci interessa proprio di chiamata, quindi la possiamo tranquillamente rifiutare. Intellivania o Intellivania dell'Intellivision, un'altra console che io ho, l'Intellivision, che aveva quei controller con tutti i numeri sopra, che sull'Intellivision mi ricordo che erano molto belli i giochi di carte, mentre sul ColecoVision a me piaceva tanto il gioco dei puffi, dei Smurfs su ColecoVision. Mike Match per C64. Mike Match.
E poi qui continuiamo con una sfilza di giochi per Amiga, ZX Next, per il NES, ed qua, e questo è il NES, vedete? C'è un sacco di roba, guardate, qui Spectrum, C64, neanche ve li sto a leggere, vi consiglio di acquistare questa rivista, vedete test, Aircross per Amiga, 70%, altra pagina dedicata, altro gioco, vedete che ancora c'è gente che sviluppa su Amstrad, Spectrum, Amiga, C64, VIC-20, diciamo che non è come una volta non bastavano 50 dischetti a settimana, non bastavano, ve lo dico, ve lo garantisco. C64, Amstrad, Spectrum, guardate che belle queste riviste. Water War 3, Penguin Attack, Yokai Monk, certo i titoli un po', però vabbè, d'altronde bisogna inventare sempre i titoli nuovi. Quest, Tenebra 2, qui si parla di Amiga e C64, vedete? Il C64 che ancora regna dopo 40 anni. Prince of Persia, Bomb Jack, mamma mia che ricordi. Oh, Return to Monkey Island, gioco caldo ovviamente per PC e per Mac. Guybrush Threepwood costa 22,99 € e ha preso 94 come voto globale, come presentazione 90, grafica 94, sonoro 96, appetibilità 99%, longevità 92%, globale 94%, molto molto buono. Hardware XC uguale basic e siamo arrivati in coda, e questa è la posta di Zap, potete scrivere apposta @zapmagazine.it, e questa è l'ultima di copertina. Quindi eccolo qui, Zap, che mi è arrivato insieme a questo. Quindi Zap speciale Natale 2022 e Zap 7,92 gennaio 2023. Gennaio 2023. Ok? Allora, abbiamo sfogliato insieme questa bellissima rivista che poi io mi leggerò ovviamente piano piano, perché a me ci vuole un sacco da tempo pure per leggere queste riviste, e quindi avrò tempo e modo di andare a leggere tutto quanto quello che dice qui dentro. In chiusura di live, questa live è durata circa un'ora, è appunto il tempo che volevo dedicare a questa cosa. In chiusura di live vi ricordo il sito legolando.it, dove troverete anche questi tipi di Lego, quello è Lego Friends, questo è Lego Star Wars, che in una prossima live dobbiamo costruire sia questo Lego Friends che questo Lego Star Wars. Ok? Per questo Lego Star Wars ci vorrà parecchio tempo, quindi magari lo faccio in live, poi la live la cancello come ho già fatto per diciamo lo shuttle che è qui in vetrina. Vedete, questo è lo shuttle, ok? Questo qui è lo shuttle. È un Lego Creator lo shuttle, un Lego Creator 3 in 1. Io ho preferito fare lo shuttle piuttosto che il razzo o il modulo lunare, perché mi piace molto di più lo shuttle. Tra l'altro si apre anche sopra, bellissimo quello shuttle di Lego. Legolando.it, mi raccomando, mi trovate diciamo Star Wars, trovate Lego Friends, trovate Lego Creator, tutto quanto. Classe74.it, andate a visitare il sito, perché è il sito di partenza per andare a fare i vostri acquisti su Amazon. Ci sono tanti argomenti, tanti link, voi li cliccate e verrete portati direttamente
su Amazon per fare i vostri acquisti. StarWarsStore.it è il sito dedicato interamente al mondo di Star Wars e agli oggetti riguardanti la galassia lontana lontana in vendita su Amazon. La mia passione per l'audio e per i vinili la trovate dentro renijstore.it e dentro il mondo del vinile.it, due siti a cui sono molto molto affezionato, che vi invito a visitare. Quindi se siete appassionati di audio, www.renijstore.it, se siete appassionati come me di vinili, che ne ho oltre 6.000, andate a visitare il mondo del vinile.it. Ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi. Vi invito anche ad iscrivervi tramite il link che trovate in descrizione a Waveful, la nuova piattaforma, il nuovo social network tutto italiano, gestito da italiani, molto simile a TikTok. Io sono già iscritto, trovate il link in descrizione per venire a far parte della nostra grande famiglia. Siamo oltre 110.000 già dentro Waveful. Ok? Seguitemi anche su TikTok, io sto anche su TikTok, sto su Instagram, sto un po' dappertutto. Ok? Iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, perché io non so quando vado live. Appena riesco ad organizzarmi e a fare una live, immediatamente attivo tutto quanto e tramite la campanella voi saprete che io sto in live. Grazie mille per avermi seguito fino a qui. Abbiamo sfogliato insieme per un'oretta i due numeri, lo speciale di Natale e gennaio 2023 di Zap. Gennaio 2023 è il numero 792. Ok? Grazie a tutti per essere stati con me. Vi lascio con la solita sigletta finale, che è uguale a quella iniziale, che è questa qui. Un attimo solo che la organizziamo. Ok. Oggi è il 31 gennaio 2023, ultimo giorno di gennaio, ultimo giorno per questo primo mese di gennaio. Sono le ore 11:30 precise. Quindi vi saluto, vi do appuntamento alla mia prossima live, attivate la campanella. Grazie a tutti.